Continua il nostro viaggio nel Polesine e siamo in una delle eccellenze sicuramente, il Museo della Bonifica di Cavendrami, e c'ho come Virgilio, come illustre ospite, l'ingegnere Lino Tosini, che sicuramente lei è stato uno dei promotori di questo museo, o sbaglio? Sì, beh, io ero direttore del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige quando si iniziò questa avventura, va bene, con la Regione. Abbiamo presentato a suo tempo un progetto di ristrutturazione di tutta la ex idrovora Cavendrami alla Regione, e alla fine degli anni '80 c'è stato appunto il finanziamento da parte della Regione Veneto di un progetto per la ristrutturazione. Si trattava di un progetto molto complesso perché alcune parti, soprattutto interne dello stabilimento idrovoro, erano deteriorate. Questi magazzini avevano il tetto sfondato, insomma, e quindi è stato un progetto complesso, ripeto, e quindi anche ha avuto un costo a suo tempo di 2 miliardi e 200 milioni di lire, interamente finanziati dalla Regione Veneto, che credo che allora abbia fatto veramente un'opera straordinaria, perché recuperare questo manufatto che rappresenta il Delta del Po per quanto riguarda la sua bonifica e quindi la messa a coltivazione del territorio e la residenzialità della popolazione, penso che abbia fatto veramente un punto di riferimento culturale per tutto il territorio del Delta e per tutta la sua popolazione. Ecco, abbiamo parlato appunto di eccellenza. Ha qualche numero di quanti visitatori in un anno vengono? È esponenziale, cioè ogni anno aumentano, o c'è una costante? No, diciamo che c'è stato un periodo in cui abbiamo raggiunto i 20.000 visitatori, adesso variano, insomma, fra i 15 e i 20.000, c'è una stabilizzazione, ecco, dei visitatori. Questo magari dovuto così al periodo non completo nell'ambito dell'anno di visitazione, perché insomma facciamo soprattutto primavera e estate, e d'inverno sostanzialmente chiuso, insomma. Ecco, noi ne approfittiamo di lei, ci farà da Cicerone, da Virgilio, appunto, per vedere questo museo che noi consigliamo assolutamente di visitare, punto di partenza per conoscere un Delta. Beh, intanto sicuramente, ecco, questo è un punto strategico proprio per la visitazione del Delta. È un punto strategico anche per le informazioni che si trovano qui, per chi vuol visitare il Delta, quindi può vedere ovviamente delle mappe, carte geografiche, filmati, informazioni, ecco, e quindi qua può partire da qua già con un'infarinatura per quanto riguarda il Delta, per chi non l'ha mai visto. Qui siamo nell'idrovora Cavendramin, che è stata costruita nel 1901 fino al 1904 per il prosciugamento dell'isola di Ariano. L'isola di Ariano, di circa 16.000 ettari, allora era coperta per più della metà da valli da pesca, da risaie, quindi zone umide, e in piccola parte da colture asciutte. La popolazione era scarsa e quindi per portare a coltivazione questo territorio e poi l'insediamento umano ci voleva un piano di bonifica che fu realizzato dal Consorzio agli Scoli dell'isola di Ariano e dal suo direttore ingegnere Antonio Zecchettini. Oggi questa idrovora, che non funziona più, è diventata museo della bonifica già alla soglia degli anni 90 attraverso una delibera del Consiglio regionale Veneto. Come si può vedere, questa idrovora era costituita da 4 gruppi idrovori
L'energia che veniva usata era quella termica, prodotta da caldaie a vapore che si trovano nella stanza vicina a questa. Questa idrovora è stata allora meta di molti visitatori italiani e anche stranieri, non perché fosse enormemente grande, ma perché si è trattato di un impianto e di una bonifica, quindi impianto idrovoro e canali, che hanno dato un risultato straordinario. Veniva considerata come una bonifica perfetta questa. Una bonifica perfettamente riuscita dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista sociale, perché è stata proprio grazie a questa bonifica che la popolazione è aumentata enormemente nell'isola di Ariano, in tutti e tre i comuni, Ariano, Corbola e Taglio di Po. Ed è stata, diciamo, anche l'idrovora che ha iniziato un percorso che poi non si è più esaurito fino agli anni 50 del secolo scorso, di prosciugamento di tutto il territorio del delta del Po. Quindi questa è la prima grande idrovora che ha prosciugato una parte considerevole del territorio del delta del Po. Ecco, qui ci troviamo invece quella che era in una sala, che era la sala caldaie. Come si vede qui alla mia sinistra ci sono ancora 6 caldaie che sono state queste, non sono neanche le originarie, perché sono state costruite nel 1921, quando è arrivata anche l'energia elettrica. Come si vede in fondo da questa parte, si vede una parte della cabina elettrica. Oggi questa sala è dedicata a colui che fu il grande attore della bonifica, l'ingegnere Antonio Zecchettini. È diventata una sala convegni capace di ospitare circa 200 persone. Oggi numerosissimi sono i convegni, gli incontri che si fanno in questo ambiente per parlare di bonifica, per parlare di idraulica, ma per parlare anche di ambiente. Il parco è un attore molto presente con i suoi convegni e incontri in questo territorio. Accanto a questa sala, come abbiamo visto, oltre alla sala macchine ci sono l'officina magazzini che sono dedicati, uno alla ristorazione, al bar ristoro, un altro ai visitatori, all'accoglienza dei visitatori. Si tratta quindi di un museo sui generis dedicato sostanzialmente alla bonifica idraulica. Senza la bonifica artificiale il territorio del delta del Po non sarebbe mai stato prosciugato interamente ed è diventato, come è diventato, sede di una popolazione numerosa, oltre che di un ambiente da un punto di vista naturalistico molto apprezzato.